Allora, Zaia, dopo aver toccato qualche tema così come antipasto, no? A livello nazionale, parliamo un po' di questa Lega. La temperatura sembra piuttosto alta, la febbre sembra piuttosto alta, significa che c'è un virus in atto? Ma con tutte queste piogge, cioè, si figuri se la temperatura è alta, si è abbassata. Diciamo che la temperatura è fuori dai parametri stagionali. Questa potrebbe essere la risposta. Ma al di là delle battute, io dico che adesso noi dobbiamo guardare con attenzione a Pontida. Pontida per noi rappresenta un grande momento di sintesi. E vorrei anche ricordare che su Pontida noi parleremo di macro regione, perché questa è la vera sfida. Quanto alle beghe e battaglie interne, guardi, io battaglia non ne faccio, prevengo anche la sua domanda, non ne faccio con nessuno per un semplice motivo, perché se avessi delle velleità politiche avrei degli avversari. Però bisogna anche dire, governatore Prego. Zaia, che fino a un mese fa circa, giorno più, giorno meno, il suo atteggiamento nei confronti così, le sue risposte anche su temi politici erano piuttosto, chiamiamole, leggere, cioè io non mi intrigo sulle questioni. È arrivato invece un momento in cui è entrato proprio dentro alla questione politica del suo partito. Abbiamo sentito quel bite nella copertina, cancrena, poi ha cominciato a parlare anche di esecuzioni in piazza relativamente ai commissariamenti, alle lettere di richiamo, eccetera. Quindi qualcosa è scattato, cioè è andato oltre il suo tradizionale copione, diciamo, super partes. No, guardi, io credo che le parole che voi avete fatto sentire del nostro segretario Tosi siano lungimiranti, nel senso che l'obiettivo che noi dobbiamo avere è quello della compattezza del partito. Infatti Flavio Tosi lo dice, quell'immagine che voi avete fatto vedere all'inizio della trasmissione, ricordiamolo ai telespettatori, certo, è il congresso della Lega dove Tosi viene eletto segretario. E subito come primo atto chiama Bitonci, l'avversario, e chiama quello che era stata la storia della Liga Veneta. E con molta onestà e coerenza dice, da un minuto dopo è finita la campagna elettorale del congresso, siete tutti uguali perché il segretario di un partito deve trattare tutti alla stessa maniera. Penso che è fondamentale che noi lavoriamo su quel fronte, che è quello di ricompattare il partito. Lei dice, lei è stato zitto e poi ha parlato. Sì, sì, ma glielo confermo. E ad un certo punto mi sono reso conto che qualcuno interpretava il silenzio come la volontà, sì, ma tanto comunque non c'è nessun problema. Io ho fatto come il cane che viene fuori ogni tanto dalla cuccia, no? Cioè dice guarda, c'è il cane dentro in cuccia, quindi regolatevi. E penso che questo serva anche per ritarare, uno dice no, se tu non intervieni mai il treno derraglia, invece se ogni tanto intervieni il treno... Ecco, lei è intervenuto perché in qualche modo ha sentito smentita quell'affermazione che abbiamo sentito prima all'inizio. Perché io penso che quella sfida sia una sfida reale. Flavio Tosi è una persona intelligente, sa benissimo che la vera sfida che lui ha come segretario è quella di ricompattare il partito. E questo non può passare attraverso misure disciplinari o quant'altro. Per cui è fondamentale che si riacquisisca quella serenità sulla quale tutti noi vogliamo lavorare. Cioè, ma lo dice uno che lo dice veramente con il cuore in mano, visto e considerato che non ho velleità. Io non ho velleità di fare il segretario di partito, occuparmi di segreteria. Per cui posso anche definirmi colui che porta da un apporto che è asettico, no, rispetto a tutto questo. E il segretario dovrà sapere costruire questo percorso, che non è un percorso facile, perché sono anime che si confrontano, caratteri diversi, vecchi di sapori che si sono coltivati per anni, che non dipendono magari neanche da Tosi o da chi altri. Penso, io che conosco la Lega, penso che anche nell'ultima segreteria ci sono due avversari che si confrontano magari da 20 anni. E la vera sfida è quella di tenere in equilibrio le diverse anime. E fino a questo momento secondo lei Tosi non c'è riuscito? No, onestamente un equilibrio si era raggiunto, dopodiché c'è stato dibattito e il dibattito va, a mio avviso, va affrontato con il piglio di agevolarlo e ricondurlo poi nell'alveo del normale dibattito. Se viene spento il dibattito, poi abbiamo visto 1000 volte questi scenari, no? Se dice uno non devi parlare perché fai il male del movimento con questa scusa, nessuno deve parlare, finisce che poi il dibattito sopito o sotto la cenere fa danni. Invece
elementi di confronto ce ne devono essere e non si deve fare però danno Ecco, al partito. lei ha usato la parola confronto. Qualche giorno fa Giampaolo Gobbo, ex segretario nazionale del Movimento, ha detto beh sì, forse un congresso servirebbe in questo momento. Guardi, io non ho mai chiesto il congresso e non lo sto chiedendo e penso non serva. Nel senso che in questa fase penso che in questa fase il partito non ha bisogno di congressi. Gli unici congressi di quali ha bisogno il partito, glielo scandisco bene, gli unici congressi di quali ha bisogno il partito è quelli dove ci sono commissariamenti o vicende locali in piedi che vanno dalla sezione alle province o a quant'altro, dove i numeri dicono c'è necessità di un confronto. La fase congressuale permette di avere esposte le 2 tesi congressuali, le 3, quelle che sono, e dopodiché i militanti votano e si chiude il fascicolo e si inizia un nuovo corso. Potrebbe essere deleterio trascinare situazioni lunghe, ma in questo caso però il Congresso nazionale secondo me è sbagliato a farlo. Non serve? Secondo me no. Senta, lei ha condiviso la decisione di Maroni di restare sia segretario federale del Movimento che governatore della Lombardia. Proprio lei lo diceva, no? Quando si faceva il suo nome per la segreteria, no? Federale, ha detto no, io devo seguire bene la mia regione perché sennò non riesco a fare bene le 2 cose. E Maroni cos'è, un Superman? Ma guardi, ognuno conosce le sue capacità e purtroppo anche i suoi limiti. Io conosco i miei limiti, che è quello che io mi prendo le cose tanto a cuore, non riesco a mettermela via finché non sono arrivato all'obiettivo, forse sono meno in questo caso pragmatico di altri e penso che per me l'aver già un incarico sia tanto. Poi c'è chi, ad esempio Maroni, io penso riesca a fare entrambe le cose, magari a struttura anche più organizzata. Le devo anche dire che sono stato io il materiale estensore di una proposta al federale affinché Maroni non avesse un mandato a tempo, anche contro le sue volontà, questo lo dico. Magari uno può dire no, magari lo faccio 1 anno, 2 anni. Io sono assolutamente convinto che si debba concludere questo mandato. Quindi che Maroni debba restare fino al 2015. Ecco, lei l'aveva anche invocato come figura di garanzia anche per il Veneto, una sorta di supercommissario? No, non supercommissario. Il segretario federale è una figura di garanzia, lo dice lo statuto. Il segretario federale è colui che comunque dirime le questioni. E io non credo che per dirimere le questioni servano azioni disciplinari o quant'altro, a volte basta parlarsi, no? Siamo tutte persone che si conoscono minimo da 20 anni. Per cui penso che le immagini si mettano nelle nostre condizioni, se lei dovesse avere uno scambio di idee, seppur acceso, una persona che frequenta da 20 anni, penso non sia predisposto a interrompere ogni rapporto personale. Io non ho mai interrotto con nessuno, ce l'ho sentito Tosi anche stamattina. E ciò non toglie che il dibattito ci debba essere nel rispetto ovviamente della libertà di pensiero dell'interlocutore. Ecco, lei non ha condiviso, anche lei l'ha ricevuta la lettera di richiamo? Sì, guardi, definirla lettera di richiamo vorrebbe dire fare millantare cose, è stata una lettera, poi non so se si sia modificata strada facendo. A me è arrivata una lettera nella quale si dice ragazzi vi ricordo che interessa il movimento, parliamo all'interno dei luoghi deputati delle partite del movimento, vabbè, però insomma. Io penso che quando non si fa del male al partito, in un caso o nell'altro, il dibattito sia sempre costruttivo. Senta, ma che aria, cioè la temperatura, no, dicevamo prima, è stato addirittura annunciato una sorta di picchetto, manifestazione durante il prossimo Consiglio nazionale. C'è comunque un certo fermento da parte di quella che era stata considerata l'ala bossiana del movimento. Ma guardi, io non ne so nulla di questa storia di picchetti o di altre robe, cioè non è che tengo le fila di chi vuole protestare. Dico semplicemente, e mi permetto di correggerla, che di ale bossiane io ne conosco poche in Veneto. Cioè penso che i bossiani doc in Veneto si contino sulle dita di una mano, ne mettiamo 2 perché siamo generosi. Chi le parla non si reputa bossiano e non si reputa di nessuna squadra. Per cui lo considero anche riduttivo dire che quando uno è in dissenso o vuole mettere i puntini sulle i su una partita è bossiano, perché la partita di Bossia è una partita chiusa. C'è stata messa una pietra tombale, prova ne sia. Voleva candidarsi però alla segreteria federale, se Maroni insomma, ha anche criticato questo tenere i C puntini su 2 poltrone. Questa è la dimostrazione che c'è democrazia e c'è dibattito, no? È stato fatto un congresso federale e glielo dice il presidente di quel congresso, le avete visto anche nelle immagini,
in quel congresso, se non ricordo male, su 600 rotti delegati e quello che erano, 2 hanno votato contro, per cui penso che l'unanimità sia chiara, no? Lei lo rimarcava a Bossi che ha detto sì, però proprio perché c'è troppa unanimità potrebbe esserci sotto qualcosa. Già da subito non era partito bene Bossi nei confronti di Maroni. Bossi come militante, presidente e segretario uscente aveva diritto di intervenire quando voleva. È intervenuto, il presidente gli ha dato la parola, gliel'ha tolta quando è servito toglierla, ha espresso le sue considerazioni, il presidente, cioè il sottoscritto, gli ha detto pubblicamente guarda che non è così e di buon grado si è ritirato, punto. Ma funziona così, perché le regole sono regole, valgono per tutte, valgono per Zaia, valgono per Maroni, per Bossi, per Tosi, per tutti. Senta, mi dice sinceramente che cos'è cambiato, non è ancora un anno ma quasi, con le nuove guide del movimento, da una parte Tosi e da una parte Maroni? Guardi, innanzitutto non c'è più quel cerchio magico che c'era. Visto considerato che si parla tanto di cerchio magico, diciamo che non c'è più quel condizionamento che c'era, che era più psicologico che poi, però era anche antiestetico ormai, no? Voi stessi date ancora oggi immagini riproducendo quello che sembrava il gruppo di potere, che poi magari non lo era, no? Però è bene che la Lega, ed è la sfida che anche questa nuova dirigenza che abbiamo tutti noi, che è quella di essere sempre più movimento, no? Io credo che la Lega non debba essere un partito. So che qualcuno dice questo è fuori di testa, io credo che la Lega debba essere movimento. Nel movimento si confrontano tante idee, visto considerato che nel nostro movimento oggi si teorizza addirittura l'idea delle liste civiche. Io la condivido. Penso che le liste civiche affiancate alla Lega diano una vera idea di movimentismo. Mi fermo un minuto, anzi 2 minuti di pubblicità, poi torneremo su questo argomento, anche parlando di quella insomma, che è stata definita come la balena verde, no? Il nuovo soggetto politico che ha in mente Flavio Tosi, ma che ha in mente anche Roberto Maroni. 2 minuti e torniamo.